Tante le iniziative che il Comitato di Agrigento della Società Dante Alighieri, presieduto dalla dottoressa Enza Ierna, in collaborazione con il Comune di Agrigento, il Consorzio Empedocle e altre associazioni culturali, ha redatto in occasione del 700° anniversario della scomparsa del sommo poeta fiorentino Dante Alighieri, che ricorrerà nella giornata di martedì 14 settembre 2021 al fine di onorarne le celebrazioni. Abbiamo fatto degli incontri mensili sviluppando delle tematiche specifiche relative a Dante. La conclusione si avrà il 14 settembre che è proprio la giornata celebrativa della morte del sommo poeta. Evidentemente questi incontri sono stati fatti in collaborazione con il Comune di Agrigento, Empedocle Consorzio Universitario, con anche altre associazioni culturali, proprio perché crediamo nella sinergia degli interventi. È un'occasione questa che Agrigento doveva per forza di cose celebrare, anche perché in tutto il mondo si celebra questo anniversario. Ecco, le iniziative che avete fatto come sono state accolte dal pubblico, dai tanti ragazzi, insomma che tipo di riscontro avete avuto? Sì, dobbiamo dire che c'è stata una forte adesione anche da parte delle scuole, questo perché proprio i giovani sono ben guidati dai loro docenti e dai loro dirigenti scolastici. Sono stati banditi anche dei concorsi che avranno luogo in questo mese, concorsi di carattere letterario, ma anche coinvolgendo le emittenti locali, proprio perché crediamo nella loro capacità di diffusione e di potenziare sempre più quella che è la cultura italiana. Secondo lei, dottoressa, quanto è importante e quanto è innovativo anche nella storia di oggi far conoscere il pensiero di Dante, in particolare per i più giovani magari? Sì, noi abbiamo visto che attraverso i vari relatori che si sono succeduti in questi incontri abbiamo potuto notare e quindi far emergere l'attualità del pensiero di Dante anche a distanza di 700 anni, pensiero che si allarga in particolare alla società in generale, alle problematiche varie. Diciamo che ogni verso ha un collegamento con quella che è la vita di ogni uomo e anche questo cercare di superare momenti di difficoltà sperando sempre in un mondo migliore. Ecco, nonostante siano passati secoli, c'è un'attualità con la società di oggi? Sì, c'è molta attualità e l'abbiamo potuto constatare proprio perché per esempio si parla di salute altrui, la società complessa, anche per ognuno di noi la capacità di superare le difficoltà oppure le situazioni non ottimali, cercando sempre di raggiungere l'alto, il massimo. Questa ascesa dall'inferno al paradiso in fondo è il cammino di ognuno di noi, il viaggio nostro.